grazie maestro, porti via, si può alzare leggermente questo microfono, grazie di quel buono, lo strumento. Allora Martina, intanto volevo farvi ascoltare una delle canzoni nuovissime che sta già facendo il giro su tutto il web e sono orgoglioso. Vorrei ringraziare l'autore, ancora un po' Stefano, grazie, perché nel misto va bene ma quando parlo è molto basso. L'autore di questa canzone, ok, fin troppo, grazie, che è il grande amico e siamo proprio vicini di casa, Graziano Ciani. Graziano ha scritto una delle mie canzoni che è stata una tra le più tatuate sulla pelle, che è Ogni giorno, dove c'era una tipica frase che diceva non importa quel che sarà, non importa se finirà, l'importante è vivere con la dignità. Ha scritto quest'ultima canzone, non è ancora uscita, farà parte di questo mio ultimo disco che siamo in lavorazione, quindi uscirà prestissimo. Io spero che vi piaccia. In 2 giorni ha ottenuto più di 10.000 visualizzazioni, per me è una cosa bellissima. Una canzone alla Oma, una canzone semplice, dove però ritrae la vita di qualcuno che per lavoro o per l'amore, o per lavoro soprattutto, ha lasciato il proprio amore. Ascoltatela, se dovesse piacervi, fatelo sentire come siete capaci voi. Se non dovesse piacervi, fate finta che sia bella, fatelo lo stesso. Ma io dubito che non vi piaccia. Ascoltatela, si intitola La mia canzone. La dedico allo zio Luciano. senza te ritorno.
Bravo, sei unico! Grande! Grazie, grazie. Amacolazzi! Sarà qui con la sua nuova orchestra che noi guarderemo.